L'ondata di maltempo che ha colpito la Marca trevigiana con centinaia di interventi fatte emergere con il fiato sospeso, ancora pioggia in queste ore, Livenza osservato speciale, Zaia dichiara lo stato di emergenza. La grandine, i danni alle colture della Marca, soprattutto i vigneti, la disperazione dei coltivatori già colpiti dal lockdown, devastazione in sinistra Piave. Sgominata da la polizia di Treviso e i carabinieri di Como, una banda che gestiva un consistente traffico di droga, in manette anche il killer di un 38enne albanese ucciso e sepolto in un bosco nel 2017. Dramma a Monfumo, 18enne assume cocaina in casa assieme ad un amico, la ragazza si sente male, portata in ospedale, è in gravissime condizioni. Grave infortunio sul lavoro a Loria, operaio cade dal tetto del capannone di un'azienda, il 32enne ricoverato in ospedale, indagini dello Spisal. Coronavirus e scuola, Zaia no al plexiglass nelle aule, pronti a rivedere le linee guida del governo e appoggia lo sciopero odierno di insegnanti e personale ATA. Il Sacrario di Cimagrappa in stato di abbandono, l'assessore regionale Donazzani invia una lettera al commissariato generale per le onoranze ai caduti per denunciare il grave degrado. Comune di Treviso ottavo in Italia, primo in Veneto nella classifica di Fondazione Etica che valuta trasparenza e procedure anticorruzione messe in atto dalle applicazioni pubbliche. Ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano, come ormai di consueto, l'aggiornamento sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nella nostra regione, secondo i dati forniti poco fa dall'azienda Zero, dati che confermano il trend in calo su tutti i valori. Un solo nuovo contagio in 24 ore dal bollettino regionale. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia sale a 19.187 con 1.032 positivi attuali e 16.194 guariti. In isolamento si trovano 1.020 persone. I dati regionali segnalano 7 morti in più nelle 24 ore che portano il totale a 1.961 tra decessi che si sono verificati negli ospedali e in altre strutture di ricovero. Al momento sono 306 i ricoverati nei reparti ospedalieri, 76 positivi, nelle terapie intensive 15 pazienti, ma uno solo ancora positivo al virus. Ed ora un'ampia pagina dedicata al maltempo che ha colpito in queste ore l'intera regione. Il governatore Zaia ha aperto lo stato di emergenza, centinaia gli interventi nel weekend, ingenti danni all'agricoltura, ma ci sono anche temi legati al coronavirus, su tutti la scuola che oggi ha scioperato nel consueto appuntamento con la stampa di oggi. Vediamo una sintesi. Abbiamo delle previsioni che sono inquietanti, abbiamo decine di comuni, io ho dichiarato vi faremo avere il provvedimento in giornata, lo stato di crisi, di emergenza, lo tengo aperto, lo dico onde evitare che qualcuno che si inquieti o ha preoccupazioni, lo terrò aperto fino alla fine di questa ondata diciamo triste meteorologica. Dopo il weekend da Tregenda vissuto dal Veneto, la conta dei danni è aperta, anche perché l'ondata non si è esaurita, sorvegliato speciale l'intero bacino del Livenza, insomma piove sul bagnato dell'emergenza Covid. Giovedì sera l'acqua alta fuori stagione a Venezia, poi le mareggiate sul litorale, la grandine di sabato sul distretto termale, infine la domenica contrassegnata da vere e proprie bombe d'acqua, soprattutto nelle province di Verona e Treviso. Ingentissimi danni all'agricoltura con la Coldiretti che stima perdite dal 20 al 50% nelle aree più colpite, migliaia le chiamate ai vigili del fuoco, oltre 300 gli interventi con le strutture della protezione civile regionale sotto stress per 24 ore. Quello che non è piovuto in 5 mesi, fra l'altro dei quali 3 praticamente in lockdown, col sole fuori la gente dentro in casa, adesso si è rovesciato. C'è pioggia fuori e la gente che esce, c'è proprio il massimo della vita. Vento e pioggia però non spazzano via le tensioni tra governo e regione. Il nuovo fronte è quello della scuola, tanto che Zaia, dopo aver definito eroici gli insegnanti alle prese con la didattica a distanza, appoggia la protesta dei sindacati in sciopero. E la scuola del prossimo futuro tratteggiata dal governo non piace a Zaia. Plexiglass, box e altre menate del genere, decisamente no. Guardate, potrei farvi vedere le mail e i messaggi che arrivano dai docenti che dicono: guardate, noi con i bimbi abbiamo bisogno di fisicità, c'è bisogno di interazione. Anche per questo la Regione è pronta a integrare le linee dell'esecutivo con protocolli propri, come fatto fin qui per altri settori. Noi crediamo
ed è un lavoro che porteremo avanti anche con i colleghi governatori. Crediamo che le linee guida debbano essere interpretate anche per una loro sostenibilità. E la partita sulle scuole si intreccia con quella delle elezioni che a Roma vorrebbero tenere a settembre. Ma se le date sono quelle che stanno circolando, vuol dire che per avere l'apertura delle scuole dopo le elezioni, vuol dire che le scuole apriranno a fine settembre, i primi di ottobre, il che diventa anche imbarazzante, cioè vuol dire marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 7-8 mesi di fermo scolastico. A me non sembra una roba normale, no? Ed ora il maltempo che continua ad imperversare anche in queste ore a Motta di Livenza. Oggi pomeriggio un albero è caduto sulla strada provinciale via Gini in località San Giovanni a seguito di un violento nubifragio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i dipendenti dell'ufficio tecnico comunale che hanno provveduto a liberare la strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti e a Motta, come in tutta la zona, è alta l'allerta per i livelli idraulici del Livenza. Ufficio tecnico e consorzio di bonifica stanno monitorando costantemente la situazione. Intanto si sta facendo la conta dei danni nelle aree del Montello che sono state colpite ieri dal maltempo, in modo particolare flagellati i comuni di Giavera e Selva. Vediamo. Una vera scravassata grande che non si era più buoni di stare a Rio, ormai a metà tavola, perché qua era tutto pieno qua di acqua, a strada. La pioggia torrenziale, di in breve le strade si trasformano in torrenti, i campi zuppi d'acqua che non assorbono più e scaricano sui paesi, colpita dall'ondata di maltempo tutta l'area del Montello, danni in particolare a Giavera, nelle stesse zone già devastate da un nubifragio 2 anni fa. 2 anni fa diciamo che era arrivata fino a qua. E ieri invece è arrivata a casa alle 3:30 e era arrivata fino a qua, più o meno. Quindi tutto allagato, frigo allagato, mobili, tutta la taverna qui, la cantina e tutto il garage. È iniziato a arrivare acqua dalla Brantella e a questo punto è anche leggermente più basso, quindi come puoi vedere il livello dell'acqua era sui 40 centimetri. Male, perché ogni volta che piove viene sempre un po' su di acqua qua, perché abbiamo i spuri qua che non carica bene. E qua c'era i fontanei che buttava su acqua per tutto. Laggiù l'acqua nel mio giardino era alta così, non avevo più il passaggio, c'era tutta acqua. I tombini non vengono mai puliti, mai. Da Giavera a Selva del Montello, danni anche in attività artigianali e della ristorazione che dopo il lungo stop per l'epidemia hanno appena ricominciato a lavorare. L'acqua si alzava sempre più e veniva dentro, non eravamo capaci di chiudere e veniva sotto la porta e poi qui stracci, prendere su 2 ore, 3, ancora continuava. Non le dico cosa e basta, non le dico cosa perché stanotte non si è dormito nessuno. E monta la rabbia. I fossi sono chiusi, i pozzetti non li hanno mai puliti, ognuno si lava le mani, noi continuiamo a chiamare e loro non esistono. Quando ci anneghiamo in casa che chiamiamo, allora qualcuno si fa vedere e poi spariscono per un altro anno. Queste sono le nostre condizioni. Rispetto a 2 anni fa siamo riusciti a contenere i danni, ci siamo un po' preparati visto il disagio di 2 anni fa. Comunque tanta acqua era ovunque. È successo ancora, avevamo fatto dei lavori però non sono serviti del tutto, insomma quantomeno stavolta abbiamo avuto di nuovo dei danni abbastanza importanti, insomma. E la grandine ha fatto danni enormi anche alle coltivazioni, in modo particolare ai vigneti. Vediamo. Caduti dei chicchi grandi come un limone anche. Tutto è accaduto in pochi minuti e in pochi minuti si è rovinato il lavoro di un anno praticamente. È disperato questo agricoltore, il suo raccolto è andato distrutto per l'80%. Uve pregiate di Ramandolo, Prosecco e Merlot. La grandine qui a Francenigo di Gaiarine ha molto probabilmente compromesso anche la produzione dell'anno prossimo. No, praticamente se non riusciamo a recuperare il tralcio per il prossimo anno,
Anche il prossimo anno avremo un problema sul raccolto. Rase al suolo tutte le coltivazioni, le bombe d'acqua e la grandine hanno messo letteralmente in ginocchio la Marca. In sinistra Piave i fenomeni più estremi a Codognè e Gaiarine, tra Godega e Francenigo, colpiti tutti i campi e i vigneti. Abbiamo visto in 10 minuti un vulcano, quando arriva dal Garda di solito è sempre così. Tutti lo dicono ormai storicamente e noi agricoltori di questo siamo sempre preoccupati, perché c'è quella bufera che arriva improvvisa e a una velocità, fa rumore quando arriva e tutti sono sempre che tremano. Adesso i cereali li abbiamo visti, è un disastro assoluto, nei vigneti anche, speriamo di recuperare magari col prosecco, visto che è una pianta che poi ricresce, che è anche generosa abbastanza, riesce a recuperare un po' e speriamo che anche tutti gli agricoltori abbiano fatto l'assicurazione. Come amministrazione abbiamo chiesto agli agricoltori di darci un po' la conta di quanto è successo, dei danni, per poi chiedere lo stato di calamità, che credo sia almeno doveroso farlo. Il maltempo ha colpito anche a Refrontolo, esondato l'affluente del Crevada, allagato il negozio d'abbigliamento Ferracin. Vediamo. Il maltempo ha colpito anche la zona di Refrontolo. Ieri il torrente Marzolle, un affluente del torrente Crevada, è esondato, inondando il negozio di abbigliamento Ferracin in via Crevada. L'acqua è entrata nel cortile, spingendosi fino al magazzino e al piano interrato del negozio. I danni sono ingenti. È esondato, purtroppo le pompe hanno fatto tutto il possibile, ma in 50 anni non è mai successo niente del genere e quando siamo arrivati abbiamo trovato più di 1,5 metri d'acqua all'interno di alcuni punti più alti e più bassi dove c'è il negozio interrato. Purtroppo non siamo riusciti a tenerla fuori, per fortuna alcune porte hanno tenuto, altri portoni qua sono stati sradicati. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Asolo, i dipendenti e dei volontari hanno aiutato a rimuovere il fango e i detriti sia nel negozio che nel magazzino. Ringrazio tutti i volontari che ci hanno dato una mano, c'erano più di 60 persone ieri che aiutavano a spazzare l'acqua e a portare fuori i detriti, però la parte inferiore è completamente da rifare. Cosa è andato distrutto? Praticamente tutto il magazzino. Ancora non siamo riusciti a quantificare, neanche a farci un'idea di quanta merce si può salvare, perché è tutta comunque rovinata dall'acqua, macchiata dal fango, perché poi non è acqua pulita. Tutto accade in un Refrontolo che ieri ha trattenuto il fiato, con il torrente Lierza tornato a far paura. L'incessante pioggia ha fatto salire il livello di guardia del torrente. Nei luoghi del disastro del Molinetto si è tornati a temere il peggio. Ieri era gonfio. Ancora è un po' meno, però fa sempre paura perché ricorda quella tragedia che è successo anni fa. E nel prossimo servizio vediamo invece la situazione nel Solighese. La pioggia intensa e improvvisa ieri ha flagellato per un'ora la frazione di Soligo, colpendo abitazioni, negozi e scuole e obbligando alla chiusura di alcune strade. Le squadre dei pompieri e i mezzi della protezione civile hanno liberato le strade e svuotato gli scantinati di 20 abitazioni e 10 negozi. Solo nella scuola elementare, da una prima sommaria stima, il danno è intorno ai 100.000 euro. Sì, ieri nella frazione di Soligo è caduta una bomba d'acqua. Tantissima acqua che ha intasato una parte della viabilità, addirittura anche il tratto di strada provinciale che abbiamo dovuto chiudere per circa 3/4 d'ora proprio per far defluire l'acqua, perché era una situazione davvero difficile. Erano sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco, oltre che una trentina di volontari della protezione civile per interventi sia in abitazioni private, quindi scantinati, sia per l'intervento più grosso che abbiamo fatto, che è quello alle scuole elementari di Soligo, dove oltre 2 metri di acqua hanno praticamente allagato completamente la centrale termica, creando non pochi disagi, perché ovviamente siamo ancora all'opera per aspirare l'acqua e soprattutto per cercare di ripristinare almeno un minimo la corrente elettrica nelle scuole, che per fortuna da un lato sono chiuse, dall'altro invece siamo preoccupati per la riapertura di settembre, perché dovremmo rifare tutto nuovo. Stessa cosa anche per l'asilo parrocchiale, che ha avuto un danno minore, però circa 50 cm d'acqua all'interno degli scantinati. Il sindaco Perencina oggi ha firmato la richiesta dello stato di calamità. I cittadini possono fare la richiesta dei danni scaricando l'apposito modulo dal sito internet del comune.
E chiudiamo questa ampia pagina dedicata all'ondata di maltempo che ha investito la Marca, ma continuiamo con la cronaca. 3 arresti ed un divieto di dimora eseguiti dalla polizia in provincia di Treviso nell'ambito di una operazione della Procura distrettuale antimafia di Venezia che ha fatto luce anche su un omicidio del 2017 di un albanese di 39 anni che abitava in Sinistra Piave. Sentiamo. Traffico internazionale di stupefacenti e omicidio. 4 misure cautelari sono state eseguite nella Marca dalla squadra mobile nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia con l'obiettivo di smantellare un'organizzazione che agiva tra Veneto, Lombardia, Calabria, Albania, Romania, Inghilterra e Germania. 350 kg di marijuana e 207 di cocaina sono stati sequestrati dall'avvio delle indagini 2 anni fa. Maschere e nemico pubblico, la denominazione della doppia inchiesta che doveva far luce anche sull'omicidio nel 2017 di Niku Besnik Metai, l'albanese di 39 anni trovato cadavere nei boschi di Eupilio in provincia di Como, vittima di una vera e propria esecuzione. 3 i colpi di pistola alla testa con cui l'uomo, che abitava tra il Coneglianese e il Vittoriese, era stato freddato. Solamente l'esame delle impronte digitali ne aveva consentito, a mesi di distanza dalla sua scomparsa, il riconoscimento. Quello che viene considerato l'esecutore materiale del delitto, un pluripregiudicato, è stato catturato dai carabinieri di Como e condotto in carcere. Per la procura antimafia, l'uomo, già domiciliato in Albania, era inserito nel nucleo dell''ndrangheta di Erba, sempre nel Comasco, legato alla famiglia Varca Crivaro. Nella Marca, gli investigatori della mobile hanno ricostruito invece i legami dell'albanese assassinato, risultato essere una figura centrale dell'organizzazione. Si occupava della logistica dello smercio, ma qualcosa con i complici calabresi era andato storto. Il mancato pagamento di una partita di droga lo aveva costretto a nascondersi, ma invano. Se i carabinieri di Como hanno arrestato il suo esecutore, i poliziotti trevigiani si sono concentrati sui sodali di Besnik, arrestando per traffico di droga un albanese di 38 anni di Colle Umberto, un suo connazionale di 43 di Conegliano e un italiano di 63 anni di San Pietro di Feletto. Per un altro albanese, un 32enne ora residente a Firenze, il GIP ha disposto il divieto di dimora in Veneto. 12 sono invece gli indagati, a riprova dell'ampiezza di un'inchiesta che apre l'ennesimo squarcio sulla commistione tra l''ndrangheta e il territorio veneto. Ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Castelfranco una ragazza di 18 anni che si è sentita male ieri sera mentre si trovava nella casa con la quale vive con i genitori a Monfumo. Prima di perdere conoscenza avrebbe assunto della cocaina. A dare l'allarme un amico che si trovava con lei e che ha immediatamente avvisato i familiari della ragazza. Soccorsa dai sanitari, la giovane è stata trasportata all'ospedale San Giacomo. Indagano i carabinieri. Ed in queste ore c'è anche un altro dramma che riguarda un ragazzo trevigiano, un 19enne, si è tolto la vita ieri nella sua camera. A trovarlo i genitori, nonostante i soccorsi per il giovane, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Grave infortunio sul lavoro oggi a Loria. Sentiamo. Un operaio di Cittadella è rimasto ferito gravemente in seguito a una caduta dal tetto dello stabilimento della Tubifaber di via Viazza a Loria. Il 32enne è precipitato per alcuni metri ed è stato portato nell'ospedale di Treviso dall'elicottero del SUEM. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri di Castelfranco e il personale dello Spisal. Lutto nel mondo della cultura, è morto Pino Filippone, artista poliedrico e solare. Si è spento nella sua casa museo in via Marcello a Treviso a 10 giorni dalla scomparsa della moglie Anna Maria De Santi. Un artista a tutto tondo, Filippone, che sapeva interpretare sapientemente le pennellate dei grandi maestri fin nei minimi dettagli, così come nella struttura coriacea degli alberi che trasformava in sculture. Calabrese d'origine, aveva scelto Treviso come spazio di vita e a Treviso ha realizzato larga parte delle sue opere pittoriche e di scultura, 2 delle quali si trovano al Museo Bailo, mentre una è stata donata di recente alla parrocchia di Monigo, una crocifissione su legno. Malato da tempo, Filippone era seguito dai medici dell'Advar Onlus, della quale aveva voluto diventare testimonial nel video che vedete. Lascia 3 figli, Lucia, Katiuscia e Ivor. I funerali verranno celebrati mercoledì 10 maggio alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Monigo.
Più di 150 plateatici in 15 giorni è il risultato del provvedimento voluto dall'amministrazione comunale per aiutare bar, locali ed esercizi commerciali nel rilancio dopo il lockdown con una procedura semplificata. Intanto, in termini di efficienza della macchina amministrativa, Treviso ottiene l'importante riconoscimento di Fondazione Etica. Trasparenza, prevenzione della corruzione, partecipazione dei cittadini. Il comune di Treviso, ottavo in Italia e primo in Veneto, con un rating del 65% nella speciale classifica stilata da Fondazione Etica, soggetto no profit che valuta le amministrazioni pubbliche in termini di integrità ed efficienza. È Prato, con quasi il 70% di rating, il primo capoluogo. Treviso precede di pochissimo il comune di Venezia, nono a livello nazionale, ma stacca di gran lunga gli altri. Il comune di Belluno è 30°, al 44° posto c'è Vicenza, Verona al 50°, Padova al 60°, Rovigo addirittura al 72°. Con la cronaca che porta ripetutamente alla ribalta infiltrazioni della criminalità organizzata anche in Veneto, dal litorale veneziano all'ultimo caso, quello dell''ndrangheta a Verona, il dato per Treviso è rincuorante. Stiamo vivendo un periodo storico delicato, le notizie che provengono da altri ambiti nazionali e alcune volte anche regionali vanno nella direzione opposta di quella della nostra città. Questo ci deve riempire di orgoglio, ma anche di responsabilità, perché questa è la strada che noi dobbiamo intraprendere, quella della trasparenza, dell'onestà, della correttezza, soprattutto nei confronti della nostra comunità, attraverso una gestione trasparente. Tra i parametri con risultato negativo torna per Treviso la questione inquinamento dell'aria. Ma le scelte strategiche che questa amministrazione ha fatto di passare da zone industriali o comunque residenziali, quindi lottizzazione, a aree boschive, va fortemente nella direzione di migliorare la qualità della vita. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco con l'ultima parte del telegiornale, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, definito dal presidente Zaia una colonna portante della sanità veneta. Il coordinatore del 118, il trevigiano Paolo Rosi, racconta come il SUEM ha affrontato l'emergenza coronavirus in Veneto. Noi sapevamo che in base alle proiezioni il giorno successivo avremmo avuto dai 30 ai 40 ricoveri in terapia intensiva e quindi preparavamo 50 letti e il giorno dopo facevamo lo stesso. In questo modo siamo riusciti ad avere sempre un margine per rispondere alle necessità dei pazienti. Lo stesso vale per i letti subintensivo, per i letti ordinari. Negli ultimi intensissimi mesi Paolo Rosi ha coordinato una macchina organizzativa con centinaia di persone in ogni provincia del Veneto, in stretta collaborazione con le strutture ospedaliere della regione, in quella che ha definito una corsa contro il tempo per stare sempre un passo avanti al virus. Il coordinatore del 118 Veneto ha alle spalle più di 30 anni di esperienza nei settori della emergenza-urgenza e dell'anestesia e rianimazione, ma a 3 mesi intensi come quelli appena trascorsi fronteggiando in prima linea l'emergenza coronavirus sono stati una battaglia unica. Il momento più difficile è stato gestire la cosa quando ancora non sapevamo dove sarebbe arrivata. Cioè quando i numeri erano molto preoccupanti e quindi si lavorava giorno per giorno per aumentare la capacità di risposta, ma non sapevamo se la cosa si sarebbe fermata ad un certo punto. Insomma, quello è stato il momento più difficile. Un momento difficile in cui ha contato, oltre alla poderosa macchina sanitaria messa in campo, anche il lockdown, che ha permesso una drastica diminuzione dei contagi in un'emergenza sanitaria che è stata difficilissima da affrontare con le informazioni sul virus che si avevano a febbraio. È chiaro a tutti ormai che i casi positivi che abbiamo avuto in Veneto non rientravano nella definizione di caso sospetto che dava l'OMS e questo è perché all'inizio il contagio si è esteso anche in ambito ospedaliero e ha colpito anche alcuni sanitari.
Concluso il primo round della maxi campagna vaccinale al Palaverde di Treviso, è iniziato stamane il secondo step al Pala Mazzalovo di Montebelluna. Questa nuova tornata interesserà 5.500 ragazzi residenti nel distretto di Asolo e si concluderà il 18 giugno. L'ultimo round, dal 23 al 30 di giugno, si svolgerà invece alla Zoppa Serena di Conegliano per il distretto di Pieve di Soligo. I vaccini che vengono somministrati sono quello contro il papillomavirus, il richiamo difterite, tetano per tosse, polio e la vaccinazione contro il meningococco agli adolescenti maschi e femmine delle classi di nascita 2006 e 2008. Per il distretto Treviso, grazie alle vaccinazioni effettuate al Palaverde, le coperture raggiunte sono del 71% per il papillomavirus nei dodicenni, difterite, tetano per tosse, polio 82% e meningococco 81% nei quattordicenni. Al Pala Mazzalovo sono state allestite 5 postazioni di lavoro adeguatamente distanziate che consentono quindi il regolare accesso dei ragazzi accompagnati da un solo genitore. Vengono sottoposti a vaccinazione oltre 500 ragazzi al giorno. Ed ora andiamo a Cimagrappa. È una bufera dopo la denuncia del degrado al Sacrario Militare. Oggi è intervenuta l'assessore Donazzan, esige chiarimenti. Sentiamo. Dopo il vostro servizio io ho ricevuto un sacco di messaggi e mi viene chiesto, in quanto politico, innamorata del nostro Sacrario, di intervenire con forza. E così ha fatto l'assessora regionale Elena Donazzan dopo il nostro servizio, in cui abbiamo mostrato e denunciato uno stato di totale abbandono in cui versa l'ossario di Cimagrappa, un luogo sacro, un luogo simbolo del sacrificio di migliaia e migliaia di fratelli, di giovani morti per la nostra libertà. Eppure pare che chi era deputato a custodirlo, curarlo, proteggerlo se ne sia dimenticato. È per questo che Donazzan ha preso in mano la situazione. Ho scritto una lettera durissima al nuovo commissario perché Onor Caduti ha avuto un cambio di guardia, però non ci interessa chi, vogliamo un responsabile perché se è stato impedito a noi e soprattutto agli alpini che in questi anni hanno curato con amore e hanno difeso il nostro Sacrario, è stato impedito in questi mesi ovviamente di uscire di casa e quindi anche di raggiungere, qualcuno invece aveva come compito istituzionale, perché in servizio lì, di lavorare, pulire, mettere a posto, tenere a cura il nostro Sacrario così come meritano quei caduti. Se questo non è avvenuto vogliamo i responsabili, io li voglio di sicuro. Voglio sapere se i militari in servizio erano lì, comunque c'è un responsabile perché i soldati rispondono a una catena gerarchica, così come io amo e difendo i militari, so anche come funziona quel mondo e quindi qualcuno deve avere dato o non dato delle indicazioni. Il Sacrario Militare nel Monte Sacro della Patria deve essere prerogativa dello Stato, altrimenti è lo Stato che fa un passo indietro. Io questo non lo accetto. Pretendo che si torni, intanto si chieda scusa soprattutto a quei morti, non a noi, non al nostro territorio. Noi siamo sempre qui a dare una mano, anche a togliere le erbacce, ma c'è qualcuno che ha un dovere preciso e deve farlo. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Sul tema delle infrastrutture in provincia di Belluno torna all'attacco l'associazione Vivaio Dolomiti, tutti si muovono, noi siamo fermi, dice il presidente Gianni Pastella. Sentiamo. La fase che stiamo vivendo dopo l'emergenza Covid dimostra in maniera incontrovertibile che la ripartenza del Paese passa attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali. Il Veneto è l'unica regione a non avere un valico transfrontaliero. Serve una riprogrammazione, dice l'associazione bellunese Vivaio Dolomiti. Oltre alle grandi opere abbiamo bisogno di un corridoio che consentirebbe a Belluno e al Veneto di arrivare nel centro dell'Europa. È fondamentale per la nostra economia liberare le frontiere, ma noi non ce le abbiamo le frontiere in Veneto, quindi l'appello anche del governatore rimane vuoto se Friuli o Trentino ci bloccano le strade. Sul tema delle infrastrutture è intervenuta anche la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton, che ha detto ora o mai più, auspicando interventi quanto mai urgenti per togliere la provincia dall'isolamento. Fondamentale lo sbocco a nord, le fa eco Vivaio Dolomiti. Noi siamo costretti a passare per altre regioni per esportare le nostre merci e siamo
praticamente bloccati sulle montagne ogni domenica, come chi frequenta questi posti lo sa benissimo, ma lo sa ancora meglio chi vi abita. L'attenzione è puntata sul corridoio europeo La Valletta-Helsinki, fondamentale per il Veneto, per il commercio e il turismo, ma anche per un rilancio della nostra provincia in ottica mondiali e olimpiadi, che potrebbe essere affiancato allo sviluppo della logistica. Il mondo non si può fermare in questo momento, in tutti gli altri paesi europei per chi ha girato un po' c'è uno sviluppo di infrastrutture, noi siamo fermi. Ripeto, il corridoio Helsinki-La Valletta ci potrebbe far rientrare perfettamente in questa operazione. Ed il neoconsiglio di presidenza di Confindustria, guidato da Carlo Bonomi, ha confermato Loren Bertone alla guida del gruppo tecnico Sport e Grandi Eventi. Il presidente di Confindustria Belluno Dolomiti entra così nella nuova squadra di Viale dell'Astronomia, a fianco del presidente Carlo Bonomi, del consiglio di presidenza ed in particolare del vicepresidente con delega all'organizzazione Alberto Marenghi. Soddisfatta, Loren Bertone ha commentato: abbiamo davanti mesi e anni di intenso lavoro con l'obiettivo di far sì che i grandi eventi internazionali, non solo sportivi, siano concretamente un'opportunità di crescita per il sistema delle nostre imprese, di valorizzazione del Made in Italy e di crescita economica per i territori. L'annuncio dell'avvicendamento ai vertici dei comandi provinciali veneti dei Vigili del Fuoco. Nel giro di valzer rientra anche il comando di Belluno. Girolamo Bentivoglio è stato trasferito a Sassari. È arrivato il momento di lasciare questa bellissima realtà, questa bellissima comunità bellunese, dove ho fatto un'esperienza eccezionale, fantastica, sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano. Oltre agli effetti personali nel bagaglio del comandante Bentivoglio ci sono esperienze importanti. Vaia è senza dubbio una di queste, ma nella sua valigia il capo dei Vigili del Fuoco della provincia di Belluno sta riponendo con soddisfazione anche la soluzione di problematiche di un territorio vasto e complesso grazie al rapporto collaborativo con le istituzioni provinciali. Il comandante dei Vigili del Fuoco si appresta a salutare Belluno per raggiungere la sua nuova destinazione, Sassari, del prossimo 29 giugno, in piena campagna antincendio boschivo. Bentivoglio lascia con un rammarico quello di non poter vedere completata la nuova sede del comando provinciale all'ex Toigo, i cui lavori sono stati bloccati nel rush finale dall'emergenza Covid. La mia promessa era quella di trasferire il comando entro giugno, ahimè non ci sono riuscito, mi auguro che il mio successore mi inviti al taglio del nastro, insomma all'inaugurazione della caserma, ma posso garantire che dopo questa fase insomma, di rallentamento dovuta all'emergenza i lavori sono ripresi. La nuova caserma potrebbe essere pronta entro il prossimo settembre, spazi molto più ampi e confortevoli che sono il giusto riconoscimento alla grande famiglia dei Vigili del Fuoco diffusa capillarmente su tutto il territorio grazie anche all'apporto del personale volontario, 400 in tutto a fronte di 250 Vigili del Fuoco permanenti. I Vigili del Fuoco volontari nella provincia di Belluno fanno la differenza, è quel valore aggiunto che il comando provinciale ha e dispone per garantire quel soccorso tecnico urgente, immediato, efficace ed efficiente nel complesso territorio bellunese. E proprio la notizia degli avvicendamenti nelle caserme venete dei Vigili del Fuoco è stata presa con apprensione dall'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Un vero e proprio terremoto, ha detto, in riferimento al comando di Belluno, per il quale il Dipartimento non ha ancora comunicato il nome del sostituto di Bentivoglio. Bottaccin ha assicurato sin da subito il suo impegno col governo affinché sia immediatamente ricoperta la posizione vacante. Il Veneto, la regione che si è tanto positivamente distinta per Vaia, chiosa Bottaccin, non può attendere. Eccezionale intervento al Santa Maria del Prato di Feltre. Una ragazzina russa di 13 anni ha ritrovato la gioia di poter camminare grazie ad una complessa operazione eseguita dall'equipe del dottor Giuseppe Furlanetto dell'ortopedia di Feltre. La ragazza non riusciva a camminare a causa di una grave lussazione congenita delle rotule ad entrambe le ginocchia, che è stata costretta con il doppio intervento chirurgico. La correzione quindi le ha consentito
consentito di tornare a camminare. Nel 2019 l'unità operativa di ortopedia e traumatologia di Feltre ha eseguito più di 180 protesi di ginocchio e oltre 180 interventi di protesi all'anca. E siamo ora arrivati al momento della nostra rubrica dedicata ai più piccoli, Bimbi in TV. Questa sera vediamo insieme il video dei pulcini del Casale Calcio. Allora continuate a mandarci i vostri video con Bimbi in TV, utilizzate WhatsApp inviando il filmati al numero 351 1755 340, non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. Storie, giochi e passatempo dei vostri bambini potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti. Vi ricordo poi l'appuntamento con la nostra prima serata. Come ogni lunedì torna Ring in diretta a partire dalle 21:15. Ospiti questa sera di Ferdinando Avarino e Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto. In studio Mario Conte, sindaco di Treviso, e poi in collegamento Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Graziano Azzalin del PD, Simonetta Rubinato di Veneto Vivo, Federico Caner, assessore regionale al turismo, e Flavia Pastore, assessore al turismo del comune di Jesolo. Appuntamento quindi a partire dalle 21:15. È tutto per questa edizione trevigiana dei nostri TG. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio al meteo. Dopo torneremo in diretta con l'edizione straordinaria. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Il nostro territorio è bersagliato da un continuo andirivieni di fronti perturbati. Anche martedì 9 giugno il tempo sarà variabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto atmosfera spiccatamente instabile, la giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso e dall'arrivo di rovesci e temporali localmente anche forti. Sui settori costieri non mancheranno invece pause più asciutte e anche soleggiate. Temperature minime fino a 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 22 e i 26 gradi all'incirca. Condizioni di maltempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni temporalesche vedete diffuse. Anche qui sulle coste saranno probabili maggiori schiarite. Temperature minime tra 13 e 17 gradi, massime tra i 23 e i 24 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, scenario decisamente simile. Come ci mostra la grafica, avremo piogge diffuse un po' su tutti i settori della regione. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime fino a 24 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.